o Santa Maddalena. Belli miei, saluti a voi. Ma perché c'è questo modo di dire? Beh, per quanti non lo sanno, vengo e mi spiego. Ci sono più ipotesi in merito, l'ultima è quella accreditata. C'è quella del cimitero, quindi dove si piange, Santa Maria del Pianto, c'è quella Rinda Maddalena, che pare sorgeva lì una chiesa e quindi da lì si è dato questo nome, ma quella accreditata è il fatto biblico. Perché? Perché se ci facciamo caso, quando diciamo ma pare Santa Maddalena, ma che c'è a fare fondamentalmente? Perché piangete? Ok? Quindi è Santa Maddalena, ma è anche quasi inutile piangere in quel modo, perché è un pianto talmente ripieno di dolore che magari non è il caso. E perché? Perché in pratica questo avvenimento lo riprendiamo da quando Gesù fu messo nel sepolcro e c'era lì Maddalena, Maria Maddalena, che stava lì a piangere e a soffrire, quindi era un pianto doloroso per la morte di Gesù. Ma proprio Gesù andò vicino a lei e dire: ma perché piangi colui che è risorto? Quindi abbiamo sì un pianto ripieno di dolore, ma non ne ho caso, perché Gesù era risorto, quindi non era il caso di essere così dolorante, stracciarsi quasi i capelli, no? Perché? Perché era forte il dolore, quindi o Santa Maddalena era quello di Maria Maddalena, l'evento biblico. Belli miei, io come sempre vi invito a chi più ne sa, più ne metta nei commenti, perché o Santa Maddalena è buona storia, è ancora più buono perché si tratta di Gesù. Un bacione.